Buongiorno Italia. Oh, 7:30 stamattina mi sono alzato senza la sveglia, 7:30. Potrebbe essere indice di vecchiaia, potrebbe, condizionale. Ma bando alle ciance, dove abitiamo oggi? Sbam, acá, sempre qua? Solito discorso, cioè non è che il camper si sposta da solo durante la notte. Il fiume si chiama Drava, non Draga. Colza, campi di colza ovunque. Se ti sei un attimo perso, adesso siamo ripartiti dalla Croazia e siamo in direzione Serbia. Appunti sulla fauna, qua a bordo campo ho visto un uccello che sembrava un'anatra, no? Come dimensione e colori, ma invece aveva il becco lunghissimo, finissimo e appuntito, ma mai visto credo. Velocità di crociera 61 all'ora, perché con l'olio di semi il motore è molto più tranquillo, riposato, silenzioso, quindi ai 60 è come andare via ai 50. Tieni anche conto poi che il limite, para qua a destra, è 60, quindi è proprio la velocità di default su sti stradoni infiniti. Appunti motoristici, non posso scendere sotto i 60 all'ora perché Giovanni dice che non gli tiene la quinta, e a me, ripeto, sembra stranissima sta roba qua, perché io in quinta vado via anche ai 45, 50 è meglio, però i semafori quasi tutti col countdown, bellissima sta roba, e anche con il tempo di quanto dura il verde. Croazia, stazione di rifornimento GPL. Giovanni ha finito la bombola, però qua in teoria, da quello che ho capito, gli ricaricano la bombola? Sì, ti confermo, si ricarica la bombola. Non so se si può, perché il tipo prima di gonfiargliela, là, di riempirgliela, si è guardato in giro 2 volte, quindi e ti chiedono quanto, e io gli ho detto guarda, falla anche piena, basta che non scoppi per aria, cioè se scoppia per aria lui va bene, però se scoppia per aria che ci sono vicino anch'io, godita no a ste robe. Se vuoi che Giovanni accenda la sigaretta al distributore di gas, premi il tasto 1. Se non vuoi che Giovanni accenda la sigaretta al distributore di gas, premi il tasto 2. Piccola sostina a caffè, perché avevo visto questo memorial, questo cimitero della guerra, che adesso andiamo 2 secondi a vedere, giusto per fare una camminatina, insomma. Più che altro io volevo cazzeggiare per non arrivare troppo... Ah, di là era il sole, no, perché non volevo mettermi troppo in controluce. È che adesso le macchine dietro, se è brutto, no? Era meglio prima, va bene, dai, pazienza. Diciamo che non volevo arrivare troppo presto a Belgrado, perché secondo me c'è un casino nella Madonna, forse te l'ho già detto 2 o 3 volte, questo è l'Alzheimer che avanza e va bene così. Ecco, questo è il nome perché poi me lo chiedi, la zona sembra anche sicura, videosorvegliata, quindi buono anche magari come sosta. Adesso vediamo, dai, magari ti faccio la puntina. Qui siamo in Croazia, i cimiteri sono veramente enormi, a parte questo, vabbè che è un memorial, però ti assicuro che comunque i cimiteri sono enormi, ti aiuta anche a capire un po' come alla fine conti un cazzo nella vita, no? Cioè sei proprio uno su 50.000 miliardi di milioni, cazzo migliaia di tombe, che roba. Minchia, avrà anche di qua, è infinito, guarda qua, avrà anche là, avrà tombe, porco cane. Infinito, però comunque mi sembra un cimitero normale, non riesco a capire. Adesso apro le mappe e vedo com'è la situazione. Ciao, vedi, ci sarebbe anche Rubineto, che alla fine è ciò che noi cerchiamo, però passare davanti alla gente qua con le taniche boh, non lo so, non è il massimo. E se tu dici me lo carico di notte, tieni conto che comunque di notte qua è chiuso. Sì, allora è un cimitero normale, enorme, veramente infinito, e poi lì in fondo, ok, c'è il memorial, come lo chiamano loro, ossia quell'area dedicata alle vittime della guerra, dove dovremmo trovare delle croci bianche e una specie di arcata a forma di croce che adesso ti faccio vedere. Può sembrare magari non rispettoso per alcune persone filmare un cimitero, però insomma può essere anche interessante per altre, dipende sempre poi dal punto di vista della vita, no? Della propria cultura che uno ha. Ma quello che volevo farti notare è che se tu vedi le tombe sono tutte a coppie, vedi? Marito e moglie tutti nella stessa tomba, tutti. Se tu guardi tutte le tombe sono tutti così. Adesso ti porto all'interno del memorial, al momento non ti so raccontare la storia, poi magari approfondirò, perché questo non è un viaggio culturale, almeno da parte mia intendo, ma è un viaggio di piacere.
Ok, abbiamo risolto il problema dell'acqua. Qua dietro al cimitero c'è il rubinetto. Sì, vabbè, adesso dobbiamo arrivarci. Guarda dove siamo, vedi? Quell'altro parcheggio è qui, quindi ci sarà 10 metri. Ok, Giovanni ha la pompa, alla canna da 20 e io ho tutti gli adattatori per attaccare canna a canna, quindi eventualmente se non ci si arriva con la sua si possono attaccare le due canne. Abbiamo chiesto, hanno detto che è anche bevibile, quindi buono, mi riempio anche 2 taniche per la pasta. Segnati, adesso Singano a farsi la doccia, quindi è un Singano pulito e idratato. Anche massa, mi metto di qua. Oh, prima estate, dopo inverno, dopo ancora estate. Cazzo, ora che scuro che sono, non sarà macchinetta, sì, perché i bracci bianchi. Ecco, adesso rimuoverò la mia virilità olfattiva, però aspetta, virilità tra virgolette, perché ho anche i capelli lunghi come le femmine, quindi prima devo lavarmi i capelli. Purtroppo in camper è così, l'acqua ce l'hai strabollente, ok? Però non ti dura pochissimo, no? Il boiler ha pochi litri, contiene pochi litri, no? E quindi chi ha i capelli lunghi, tipo le femmine, o chi come me ha i capelli lunghi, guarda come che gli zappai, anzi non sta a guardare, deve lavarsi prima i capelli, poi aspettare che il boiler ritorni caldo, per carità ci vorrà 10 minuti, e dopo farsi la doccia, no? Se invece sei pelaticamente glabro come Giovanni non hai questi problemi, vero Giovanni? Eccolo qua, bello lavato e profumato. Beh, bello magari è relativo, però profumato. Avevo il bagno vista foresta così. Allora io direi adesso attacchiamo un attimo gli asciugamani a stendere. Oh, non avrò il gavone, però il portabici mi fa anche a stendi biancheria. Guarda che robe, professional. Ma secondo te perché mi sono parcheggiato qui? Uop, canestro verso il confine con la Serbia, Sotin o Sotin, Croazia. Buah, che figata! Sì, neanche uno spiazzo per fermarsi, questo lo ripeto ovunque, Ungheria e Croazia. Falco a caccia a sinistra, lo vedi? Guarda che ha preso la preda, è andato giù e vabbè, la GoPro è troppo lontana. Porca miseria, vedi da lontanissimo, non so se l'hai visto. Sempre nel nulla, Croazia. Eccoci arrivati, dogana con la Serbia. Destra per i camion, dritti per le macchine. Al centro per gli autobus. Eccoci qua, oh yeah. Speriamo che non rompano per la friggitrice. Hello. Also, yeah. And I give you also my driving license. Yuri. Thank you. Bye. C'è un'altra dogana in teoria, sì, è quella serba. Ah no, quella era la dogana croata, adesso c'è 200 metri dopo abbiamo quella serba. Eccoci, buongiorno Serbia, è che se ci fanno passare arriviamo, se non ci fanno passare non arriviamo. Dai Nino, e solo con noi italiani ci mettono più tempo, no, non ho mai capito sta roba. Hello.
Yes? Here you travel. Pategas tu. Pardon? Here you travel. Ah, Greece. Greece. Tourist. Yeah. Me and the other guy, yes. Okay. Both Italian. Okay. Serbia, Macedonia and Greece. One man. Yes. A question. Belgrado is a secure place for theft if I park my camper in Belgrado. Okay. For example, Venice is full of theft. How is Belgrado? I don't know. Ah, you do you know Belgrado? Little. Ah, ok, never mind. Lo aspetto Ehi! Digli le stesse cose che faccio anch'io, Sì, gli ho detto che siamo assieme. Lo chiede magari così so già tutto. Sì, vabbè, te lo richiederà, comunque gli ho detto. Ho capito, io non lo so bene l'inglese. Quindi Ah, ok. glielo avvisalo già. Sì. My friend can't speak English. Okay. Italiano, only Italian. Here. I come. Open. Ah, yes, the other side. It's broken. Yeah. Okay. No electric is broken. Eh? No woman. Italy, she work because I would like to stay 1 month. So. 1 month. Yeah, she can't. I don't know. Lemon. No, melon. 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 Oh, what lemon? This lemon. Yeah. Okay. You want one? No. Melon. Melon. No lemon. Okay. And water. Next, other camper. Drone. I documenti me li ha dati? Sì, ma guarda tutto. I wait my friend before the black car. Okay. You see the black car? Black sub. Here. Yeah, on the right. Here, you must here. Here. Sorry. Dogana, control Dogana cabina. Ah, this one. Ah, ok, sorry. Ok, thank you. Cazzo, devo ritornargli di nuovo i documenti? Beh, sono molto gentili comunque, dai. Non si può dire di no. Adesso vediamo cosa devo fare in questa seconda cabina. Ai. Allora, I go? Ok, vai. Andiamo? Oh. Avevo guardato, vai.